Eravamo una famiglia numerosa. Io ero la penultima di 10 fratelli. Si leggeva molto in casa nostra, soprattutto quotidiani come l'Avanti o l'Unità, perché mio fratello Giovanni si era iscritto al Partito Comunista. Nonostante fossi ancora molto piccola, andai a fare apprendistato da una sarta e riuscii ad ottenere un lavoro presso l'industria d'abbigliamento Basevi, a Udine. Mio fratello Tello e mio padre, negli anni successivi, persero il lavoro e allora io contribuii all'economia familiare con piccoli lavori a domicilio. Ma nel 1938, con l'emanazione delle leggi razziali, persi anche io il lavoro perché il proprietario Basevi era ebreo. La prima cosa che feci nel 1943 fu strappare la foto del duce appesa in fabbrica. Poi, a settembre, Peritz, che conoscevo da tempo, mi chiese di entrare nella Resistenza. Era giunto il momento di mettere in campo tutte le forze per combattere il fascismo, per cui mi licenziai e diventai staffetta della Brigata Garibaldi, con il nome di Giulia. Con la nostra bicicletta, io e le mie compagne trasportavamo documenti, armi e tutto ciò che potesse servire ai partigiani in montagna. Il ruolo di noi donne diventò quindi fondamentale all'interno della Resistenza. Eravamo in molte e determinate più che mai. Quelli furono anni importanti per l'inizio dell'emancipazione delle donne, che per la prima volta parteciparono attivamente alla lotta politica, battendosi non solo per la liberazione dal nazifascismo, ma anche per ottenere i diritti fondamentali ancora negati. Il 16 dicembre 1944 venni arrestata. Stavo andando a portare materiali per la propaganda ad un altro partigiano, quando fui arrestata dai fascisti della Tagliamento. Mi portarono in via Spalato, dove mi interrogò l'interprete del comando delle SS di Udine, Kitzmüller. L'11 gennaio 1945 fui deportata a Ravensbrück e affrontai quelle che vengono definite le marce della morte, un tragico girovagare per la Germania degli ultimi giorni di guerra per evitare l'avanzata degli alleati. Feminist Camuerin, Capolsin, si sumin di mangià, cence podè. O schiavalti une, e je da ora morì. Ce no aie, du la isena sud. Ma io, ce puedio fa. Durante una di queste marce riuscii a fuggire assieme ad altre deportate, ma tornai a Udine solo il 27 ottobre 1945. Con la Resistenza abbiamo ottenuto tanto, ma dobbiamo tenerci ben stretti tutto ciò. Dobbiamo continuare a lottare sempre per la libertà dei popoli, per la giustizia sociale e dobbiamo cercare di rimanere uniti per agire verso un interesse comune. Ragazzi, divertitevi, ma allo stesso tempo siate giovani che pensano, che si informano, che leggono. La mia è stata una gioventù oppressa. Non si poteva leggere ciò che si voleva, bisognava farlo di nascosto. Voi, oggi, siete liberi e avete tutte le possibilità di poter conoscere il mondo attorno a voi. Approfittatene, perché avete un compito davvero importante all'interno della società, quello di essere contro l'indifferenza. Noi lo siamo stati tempo fa e siamo riusciti a cambiare le cose, ma ora tocca a voi, che avete già in mano il futuro. Non abbiate mai paura di dire la vostra, non abbiate mai paura di dire le cose come stanno, di dire la verità. Siete voi il cambiamento.